diamo la parola all'assessore Piercalmero Russo. Buonasera a tutti. Molti hanno parlato qui di quello che si è fatto, di quello che in questi mesi è stato il lavoro del governo di cui mi onoro di essere componente. Io vorrei parlarvi per un istante di quello che si deve fare e si deve fare rapidamente. Vi è in Sicilia una condizione particolarissima sul diritto all'abitazione. Migliaia di persone oggi hanno grandi difficoltà nell'accesso al mercato delle locazioni o nella possibilità di acquistare una casa. È già pronto un disegno di legge che verrà portato rapidamente in aula sull'edilizia sociale, sul sostegno alle famiglie monoreddito che hanno questo tipo di difficoltà. A questo punto, perché vi sto parlando di questo? Semplicemente per introdurre la domanda, riagganciandomi a interventi che mi hanno preceduto. Governo tecnico o governo politico? Questo è stato il rovello. Il governo tecnico è tale solo in relazione all'estrazione dei suoi componenti, perché, come tutti i governi, trova le ragioni del proprio sostegno, della propria esistenza in vita, nell'esistenza di una maggioranza che lo sostenga e che deve condividere le sue scelte e di cui il governo realizza l'indirizzo politico. A questo punto, governo politico, governo tecnico, diventa un problema sostanzialmente meno importante della esistenza di una maggioranza di cui quel governo sia espressione e che quel governo sostenga. Si tratta di elementi tratteggiati qualche anno fa, se ve lo andate a leggere, nel 461 a.C. nell'elogio della democrazia di Pericle. Li troverete tutti là. Nel frattempo che si decida se è il governo tecnico e il governo politico e che ci si convinca che ciò che è importante è la maggioranza che sostiene un'azione politica, continueremo a fare il nostro lavoro e lo continueremo a fare duramente. Oggi abbiamo presentato per la prima volta a Palazzo di Giustizia la legge di riforma sugli appalti, è andata particolarmente bene, è stato riconosciuto in quel luogo, in quell'assise, il buon lavoro fatto da questa compagine e di ciò io sono personalmente contento, non voglio usare aggettivi più impegnativi. Grazie.